acqua piena. Trovati nel nostro appuntamento con Info FVG. Allora le notizie ci portano oggi a Udine. Gli eredi del professor Carlos Gorlon hanno deciso infatti di donare l'intero patrimonio di libri e documenti appartenuti al famoso scrittore friulano alla Biblioteca Civica Vincenzo Ioppi di Udine. Insieme a questi anche alcuni mobili con i quali verrà ricreato lo studio di Sgorlon all'interno della biblioteca, nella sede centrale di Palazzo Bartolini. A raccontarci di più abbiamo l'assessore alla cultura del comune di Udine, Fabrizio Cigolot. Oggi in giunta, grazie alla disponibilità, alla cortesia degli eredi del professor Carlos Gorlon e di sua moglie, la professoressa Edda Garinis, abbiamo potuto formalmente acquisire al patrimonio della Biblioteca Civica Ioppi il grande Carlos Gorlon. In che senso? Tutti i suoi libri e buona parte del fondo documentale composto da scritti, manoscritti, appunti, sarà acquisito dalla biblioteca, sarà catalogato, verrà trasferito su supporto magnetico, quindi tutti i documenti saranno resi disponibili in via informatica attraverso la rete del sistema bibliotecario del Friuli centrale, della biblioteca, e quindi saranno fruibili a tutti. È un grande risultato che a distanza di un anno dalla scomparsa della vedova del professor Sgorlon, l'amministrazione può oggi presentare alla cittadinanza e a tutti coloro che amavano e amano tuttora Carlos Gorlon. Carlos Gorlon, uno dei più grandi scrittori del Novecento, ma non dico a livello friulano nazionale, proprio a livello europeo, le cui tematiche sono sempre attuali, sarà così accessibile a tutti coloro che vorranno incontrarlo, ma incontrarlo anche fisicamente, ecco, perché qualcuno si meraviglierà di questo aggettivo. E proprio grazie alla disponibilità della famiglia noi allestiremo il suo studio nel piano mezzanino di Palazzo Bartolini, sede della biblioteca, quindi immediatamente al di sotto del salone centrale, che peraltro noi intendiamo dedicare proprio a Carlos Gorlon. Verrà ricostruito il suo studio con la scrivania, le sedie, alcune suppellettili, un quadro che lo rappresenta. Abbiamo già acquistato tutte le scafallature che consentiranno di esporre i libri che appunto arredavano il luogo dove lui era solito appunto scrivere i suoi romanzi, e poi metteremo a disposizione attraverso gli strumenti informatici questi epistolari, questi documenti che consentiranno di tracciare a tutti coloro che lo vorranno un'immagine, come dire, sempre più approfondita e sempre più, come dire, precisa di questo fertilissimo scrittore che secondo noi rimane sempre attuale. Il Comune di Udine ha fatto ha investito molto su Carlos Gorlon. Ricordo come ultimo motivo che sono convinto verrà apprezzato da molti nostri concittadini, che entro breve tempo in piazzetta Marconi, finiti i lavori di ristrutturazione della piazza, verrà collocata una statua in grandezza naturale del professor Sgorlon, realizzata dall'artista Calogero Condello, e quindi assieme al patrimonio librario abbiamo modo di incontrare, per questo usavo fisicamente, ecco, Carlos Gorlon, anche in occasione nelle occasioni in cui noi tutti avremo modo di recarci presso la biblioteca. Quindi grazie di nuovo di cuore, come si dice in Friuli, alla famiglia e agli eredi del professor Carlos Gorlon e della professoressa Edda Agarinis. Ecco l'assessore